atti di violenza perpetrati dentro e fuori l'impianto sportivo determinerà dei provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno delle rispettive società. Si invita pertanto gli spettatori presenti a un comportamento leale all'insegna dello sport. Grazie. Amici del futsal, buon pomeriggio dal Pala Olgiata di Roma da parte di Matteo Santi. 27esima giornata di Serie A tra Olympus Roma e Cane Treviso. Di Vincenzo Danilo, un grande professionista, un appassionato di calcio a 5, un amico di tutto il movimento. Salutiamolo con un grosso applauso. Ciao Vincenzo. Amici del futsal, buon pomeriggio dal Pala Olgiata di Roma. Daniele Ducci sta consegnando in questo momento i fiori in memoria di Vincenzo Davino. Si gioca sul campo la 27esima giornata di Serie A fra Olympus e Cane Treviso, ma la prematura scomparsa di Vincenzo rende tutto molto difficile per tutti noi, per il sottoscritto in primis. Vincenzo è stata la prima persona in assoluto che ha creduto in tanti di noi, in tanti di quelli che lui amava chiamare i suoi ragazzi. Verrà ora rispettato un minuto di silenzio in sua memoria e un grande abbraccio va alla sua famiglia, in particolare alla moglie Pina, ai 4 figli, Giovanni, Arianna, Nicolas e Matteo. Osservato il minuto di silenzio in memoria di Vincenzo, sarà la Came a dare il calcio d'inizio della partita. Purtroppo, come spesso succede, lo spettacolo deve andare avanti anche di fronte a questo tipo di situazioni. Came che comincia con Pietrangelo Frepali, Sacon, Turk, Sutton e Giabba Vieira. Dall'altra parte l'Olympus con Ducci, quest'oggi capitano, che ha Fortino, Tres, Gabriel e Marceligno. Sutton fascia contro Gabriel, bella la giocata, pallone messo dentro e calcio d'angolo.
L'alzata di Sutton al volo, Sacon addosso a Gabriel che prova a far correre Tres, recupera Mateusz Sacon, ex di questa partita, scorso anno grande protagonista nella seconda parte di stagione dove arrivò dalle Cosi di Genzano, uno degli assoluti protagonisti della cavalcata che ha portato l'Olympus fino alla finale scudetto dello scorso anno. Tres, Fortino, buon taglio orizzontale per Marceligno che calcia una deviazione, pallone in area di rigore, scappa via la Kame Treviso con Giappa. Sutton, la giocata e Gabriel riesce a chiudere sulla giocata del croato. Sacon, Turk, prova l'1-2, recupera palla all'Olympus, Marceligno scavicchia, duetta con Fortino, poi la recupera ancora la Kame. Giappa Vieira, Sutton, Giappa, cambio di lato, Sacon la difende bene su Fortino. Turk, parallela ancora a Sacon, prova a calciare 2 volte, la finta si allarga sul destro, va a calciare, trova la deviazione e altro calcio d'angolo per la Kame che ha approcciato bene la partita. Dal corner va Sutton, deviazione di Gabriel, rimessa Kame. Turk, Sacon dentro, la conclusione di Sutton, buona la giocata su schema da rimessa laterale della Kame, ma Sutton non riesce a trovare la porta e allora Ducci va a rimettere il pallone dal fondo. Marceligno, Gabriel, Marcelo, pressione alta della Kame, difficoltà Marceligno, ultimo a toccare, rimessa per la squadra di Silvio Rocia. Turk prova a mettere dentro, pallone fuori. Kame che ha necessità di far punti per provare a credere ancora nella complicata, quantomeno rimonta playoff. Attualmente 10ª la squadra veneta, mentre Rocia va da Fortino che calcia fuori. Diciamo Kame 10ª, 36 punti. Sono 6 quelli da rimontare alla Sandro Abate. Mentre Giappa scappa in area di rigore, buona la giocata, la parata di Ducci, poi Turk chiuso all'ultimo da rimonta di Tres. Diciamo impresa molto complicata per la Kame, pensare di poter centrare il discorso playoff in questo momento. Come si dice, la speranza è l'ultima a morire. E allora rimessa dal fondo, affidata a Pietrangelo. Turk, Giappa, sale alta la pressione anche dell'Olympus e già va direttamente in tribuna. Olympus che invece è già certa del primo posto in regular season, cercherà la squadra di Dorto di allontanare un po' di scorie, alleggerirsi un po' delle scorie dovute all'evento di Policoro, in cui la squadra romana sì ha vinto la Coppa Italia Under 19 ma ha perso la finale contro il Napoli in maniera abbastanza netta, a dire la verità. Sicuramente un colpo mentale complicato da assorbire nel momento in cui anche la rosa a disposizione di Dorto ha subito importanti defezioni. Di Eugenio problema al ginocchio, Avironi stagione finita.
la squalifica di Achilli, insomma qualche problemino in casa Olympus c'è da questo punto di vista. Sono accorciate e non di poco le rotazioni della squadra romana, che infatti quest'oggi in lista ha tanti giovani, la sua under 19, c'è Carelli, Borolo, c'è anche Marcelo fra questi. Occhio a Giapa, calcia, deviazione di 3 corner. Dall'angolo se ne va ad occupare Sakon, anzi Sutton, pallone fuori per Turk, aggancio dello sloveno che poi calcia senza trovare lo specchio della porta. Difesa da Ducci. Rischia qui Gabriel, palla in qualche modo a Tres, pressione forte della prima linea della Kame. Giapa per Sutton, ultimo tocco però del giocatore in maglia numero 12 bianca, giù Marceligno, fallo e calcio di punizione in favore dell'Olympus Roma. Gabriel, verticale, Fortino, mezza linea, bene da Tres, arriva ancora Fortino sull'esterno della rete. Fallo di Giapa su Tres, che era riuscito ad anticiparlo. Secondo fallo commesso dai trevigiani. Olympus che butta nella mischia anche Isgro. Prime rotazioni dunque per Dorto. Ducci, Marceligno, uscita dal basso, Isgro in fascia, prova a partire, lascia sul posto Turk, ancora Isgro, va con l'esterno, riesce a far abbassare tutta la difesa della Kame, a trovare una rimessa laterale. Marceligno, calcia alto sopra la traversa, ma c'è stato un blocco irregolare di Fortino al limite dell'area, calcio di punizione per la Kame. Calcia Tres, altra deviazione, altro corner, buona uscita dalla pressione dell'Olympus. Fortino al volo, non ci arriva Pietrangelo, la prende Turk, rimessa Olympus che rimane in proiezione offensiva. Isgro, Marceligno, mezza linea, 3 su 1-2, Marceligno, parata importante di Pietrangelo. Isgro alza dal corner, al volo Tres, non c'era fallo su Turk, protesta nei confronti di Burletti, arbitro 1 della partita della sezione di Palermo, il secondo Francesco Saverio Mancuso di Lamezia Terme, il crono Angelo Bottini di Roma 1. Sutton, Sakon, Sutton, buona giocata a liberare Del Gaudio, ringhia su di lui Tres che poi pressa anche Turk che sterza e va via, poi lancia in avanti, non trova Sakon che si era mosso più centralmente, palla in fascia, rimessa a Olympus Roma. Kutrupi, chiuso, ultima rimessa, ultimo tocco e rimessa per la Kame. Turk,
Sacon. Pressione alta dell'Olympus, Pietrangelo attaccato da Isgro, esce bene la Kame. Turk con l'esterno. Chiude il Tres. E Sutton si arrabbia tantissimo con Turk perché voleva la chiusura della parallela. Nel frattempo applausi per l'uscita di Tres e anche per l'ingresso di Tommaso Ceccarelli di rientro dalla doppia amichevole della nazionale Under 19 in Portogallo. Ceccarelli che ha vestito la maglia numero 8 e anche e soprattutto la fascia di capitano degli azzurrini, che hanno rimediato due sconfitte di misura contro comunque una super squadra campione d'Europa in carica come il Portogallo. 2-1 la prima amichevole, 1-0 la sconfitta nella seconda a Paredes. Ceccarelli, break di Guida che calcia, angolo Kame. Turk, Del Gaudio, fascia contro Ceccarelli che tiene bene la difende Del Gaudio, raddoppio di Isgro, rimessa laterale in favore della Kame. Sacon accompagnato all'uscita da Isgro, non c'è fallo. Ducci, Kutrupi, scavetta per Fortino che va dentro da Ceccarelli e si prende fallo e ammonizione, la prima della partita per Mateusz Sacon. Rivediamo il taglio di Ceccarelli, la sportellata da parte di Sacon, inevitabile il fallo e anche il cartellino. Time out chiamato da Dorto, 13:29 alla fine del primo tempo, 0-0 il parziale. Evidentemente Dorto, che ha già la lavagnetta in mano, vuole disegnare qualcosa per questo calcio di punizione. Chiuso il time out, calcio di punizione per l'Olympus da zona centrale, 11 metri. Marcelinho e Tres vicini al pallone, largo sulla destra Isgro. Fortino sul secondo palo, vediamo se girerà palo Fortino oppure verrà incontro a prendere il pallone e qualcuno porterà a blocco. Gira infatti il palo Fortino, Marcelinho va da lui, schema per Tres e l'Olympus si fa però trovare sorpreso senza coperture. Botosso rimontato da Isgro che concede solo calcio d'angolo, ha rischiato su questa punizione l'Olympus. Conclusione di Tres rimpallata, è ripartito velocissima la Kame. Calcio d'angolo, anzi rimessa laterale di Guida. Sacon, controllo, conclusione addosso a Fortino. Poi Del Gaudio. Lancio di Pietrangelo, fuori. Isgro. Passa su Del Gaudio. Ancora Isgro fino in fondo, mette dentro sul primo palo. Attento Pietrangelo. Poi la rimessa per la Kame, buona giocata di Anthony Isgro. Viene redarguito Isgro.
il direttore di gara. Azzoni. Del Gaudio prova la sponda, non trova compagni. Cutrupi. Mezzo alle linee Ceccarelli. Cutrupi. Marceligno. Suola in buca, grande palla per Cutrupi, che non riesce a trovare la rete dell'1-0. Trova però la deviazione, calcio d'angolo. Bella giocata, bella imbucata di Marceligno. Cutrupi, Ceccarelli. Tocco di Guida, rimessa Olympus Roma. Marceligno piazzato, poi Botosso, Azzoni. Manda in avanti Isgro, cerca con l'esterno Cutrupi, palla fuori. Azzoni. Del Gaudio. Di Guida con l'esterno, Del Gaudio prova a farla riuscire ma la ruba Isgro. Marceligno. Cutrupi bene dentro da Marceligno che cerca la corsa di Isgro, che però è partito con un attimo di ritardo. Alla fine riesce comunque ad arrivare, la palla resta lì, la riprende Cutrupi, magia per Marceligno che prova a chiudere l'1-2. Palla sul fondo. Dentro Biscossi. Lancio di Pietrangelo. Aggancio di Del Gaudio. Prova a farla uscire. Isgro la fa sparire ancora. Bella la giocata. Ancora prova a partire. Bravo di Guida a chiudere. Azzoni contro Biscossi. Prova ad andare col destro. Tiene bene Biscossi. Poi Isgro la recupera. Nuovamente a Biscossi che prova a spingere. Prova ad andare Biscossi. Se la trascina fuori. Botosso. Non trova appoggi, non trova compagni. Tres. Ceccarelli. Biscossi. Tres. Parte in fascia, chiude Botosso. La palla sibila vicino alla nostra postazione. Tres. Biscossi. Rudine Tres. Appoggio corto Marceligno. Imbucata per Ceccarelli che non la tiene. Lancio di Pietrangelo, Tres di testa, Biscossi. Appoggio di Marceligno che cerca un controllo complicato lasciando sfilare il pallone sul destro. Lancio per Botosso, buono l'aggancio. Ducci con la figura. Concede solo calcio d'angolo. Botosso. La palla per Di Guida. Cerca una giocata troppo complicata. Non può trovare Del Gaudio. Tres. Marceligno. Ceccarelli. Prova a partire lui. Chiude Botosso. Di Guida la protegge. Ancora Botosso. Del Gaudio. Di Guida. Parallela. Del Gaudio passa con una bella giocata su Biscossi. Attento. Ducci in uscita. Ancora Biscossi rischia forzando un dribbling. Rimessa. Olympus Roma quando abbiamo superato da 3 secondi la metà del primo tempo. 0-0 il parziale al Palaggiata. Biscossi
pettina il pallone e parte centralmente con l'esterno. Marceligno prova a mettere dentro, un po' scoperto ora l'Olympus, e allora Botosso, Tergicristallo prova a partire centralmente, chiusura di Ceccarelli. Biscossi, 3 contro 2, Tres, finta, rientra, calcia, Murato, la palla resta lì. Poi Giapa riesce a tenerla in qualche modo in campo, a trovare Botosso. Buca Marceligno, arriva Azzoni contro Ducci e para. Si apre la partita, tante transizioni. Sutton, finta, conclusione. Ducci in tuffo, in calcio d'angolo. Botosso, direzione di Tres a corner. Azzoni, sposta e va, chiude Tres, Gabriel, appoggio di Marceligno, visto, servito per l'1-0 dell'Olympus Roma. A 9 spaccate dall'intervallo l'Olympus è avanti, ha segnato il capocannoniere del campionato, Marceligno. Si sblocca dunque la partita, abbiamo rivisto il gol segnato da Marceligno. Un cecchino davanti a Pietrangelo. Il gol del vantaggio segnato dall'Olympus, la partita si stava aprendo, c'erano state occasioni da una parte e dall'altra. Alla fine il gol è arrivato e sono i battistrada della regular season a passare avanti. Dentro anche Federico Borolo. Messo dentro da pivot. Classe 2004. Grande protagonista della vittoria della Coppa Italia dell'Olympus. Finale contro la Meta, autore del gol decisivo, quello che ha chiuso la partita, quello del 3-1. Qui passa bene Borolo, poi Tres mette dentro ancora per il numero 15 che non arriva. Turk, parallela, bene Sacon, calcia forte centrale, Ducci anche con l'uscita. Poi per il rilancio con le mani, Borollo l'aggancio, non era neanche male. Sacon, Turk, Sutton, Giapa Vieira, buca per Turk, Sutton cerca un esterno, chiude Gabriel. Giapa, Sutton, Giapa Vieira, buona traccia per Turk, controllo però difettoso. Allora Biscossi, Gabriel, Tres, fascia su Biscossi, prova a partire, lo inchioda Giapa, pallone non è uscito, Giapa con l'esterno, Sacon con l'extra pass, Turk dentro, chiude Gabriel. Giapa Vieira, Turk, Sutton, la sua classica finta, doppio rimpallo, Ducci. Parte Kutrupi, cercato ma non trovato da Ducci. Sacon, si allacciano Giapa e Gabriel, fa buon lavoro Giapa Vieira, in fascia da Turk, ancora Giapa, il velo portato da Sutton,
che prova a mettere in linea la difesa dell'Olympus. Poi c'è il lancio di Pietrangelo. Ducci disturbato da Giapaviera, smanaccia fuori, chiedeva un fallo che non c'è. Sutton, bella giocata da corner, poi prova con uno sfondamento rugbyistico Sakon, viene ricacciato via. Sakon di prima in avanti, trova Giapa, 6 minuti all'intervallo, 1-0 Olympus. All'11° spaccato il gol di Marcelinho. Kutrupi, Gabriel per Isgro, aveva bucato Turk, ma Isgro non è riuscito a controllarla. Giù Gabriel, tutto buono. Kutrupi contro Turk, finte, si allarga all'altezza della linea laterale, la tiene in campo, conquista una rimessa. Batte Isgro, taglio di Gabriel, fuori da Kutrupi. Poggio su Fortino, dietro da Ducci. Fortino, Gabriel di prima, buona la giocata, non si era inteso però con Kutrupi. Lancio di Pietrangelo, di testa Giapa, anticipa Gabriel, non trova la porta. Break di Isgro che ruba palla in mezzo a campo, Isgro! Largo, provato lo scavino su Pietrangelo. Era fatto anticipare Turk su un pallone e sembrava recuperato. Non sfrutta l'occasione per il raddoppio l'Olympus. Sutton. Sakon. Pressione dell'Olympus e mette in difficoltà l'uscita palla della Kame. Isgro. Anzi no, Kutrupi. Verticale per Fortino, non lo trova col destro. Palla recuperata dalla Kame Treviso. Gabriel di esperienza, di mestiere su Giapa. Fortino. Kutrupi per Isgro, il pallone non è uscito, la mette giù Isgro. E poi la alza benissimo per Fortino che la comoda per Gabriel. Grande azione dell'Olympus in uscita dalla pressione. Sottolineata dagli applausi del Palaulgiata. Scadono i 4 secondi. Rimessa. Girata alla Kame. Isgro di testa. Fortino ancora per Isgro. Frenata, appoggio. Gabriel, Kutrupi. Cambio di lato di Fortino, l'ha visto. Kutrupi non riesce a servirlo. Buona l'idea. Sutton. Botosso. Giapa. Tenuto bene con lo scivolamento da Tres. Rimessa a Kame. Giocato comunque un buon primo tempo. Abbiamo imparato a conoscere per tutto il corso di questa stagione regolare quanto sia letale con le ripartenze dell'Olympus. Sutton alla rimessa. Si va a vedere Botosso, blocco su Fortino, palla che non arriva.
Isgro, fascia ancora, Isgro va via, ispiratissimo oggi. Fortino, suolata e conclusione. Non trova la porta. Corner, c'è la parata di Pietrangelo. Angolo di Cutrupi, Tres. Ma c'è il blocco di Fortino su Sutton. Calcio di punizione, 3 minuti e 50 all'intervallo, 2 falli commessi dall'Olympus, 3 dalla Came. Il punteggio che vede però l'Olympus avanti 1-0, minuto 11, il gol di Marceligno. Giapa prende bene posizione, non trova Sacon, si dispera. Giapa Vieira. Tres. Mezzalina e Biscossi, campo e imbucata, non trova Marceligno. Break di Sacon, Giapa ancora da Sacon, a largo da Di Guida, contrasto in diretto vincente di Tres, rimessa Came. Non sfruttata questa rimessa, pallone impreciso per Sacon. E allora Tres. Biscossi, verticale, ancora Biscossi a lottare con Giapa. In tutti i modi prova Biscossi, non c'è fallo. Rimessa Came. Sacon calcia. Chiude bene Marceligno. Lancio. Tres di petto. Biscossi la tiene in campo e prova a partire. Poi preferisce ragionare e appoggiare dietro ancora da Tres in mezzo alle linee. Marceligno è solo e appoggia. Isgro in fascia contro Botosso. Rientra sul destro. Blocco irregolare di Marceligno. Terzo fallo dell'Olympus. Di Guida. Del Gaudio, sponda Di Guida di prima Sacon. Botosso di testa, bruciato da Marceligno che riparte palla al piede, appoggio di Isgro, visto, servito, rimette dentro, ancora Isgro, la palla è buona, Isgro doppia suolata, Biscossi calcia, paratone di Pietrangelo, la palla ancora per Olympus, ancora Biscossi, palo. Doppia chance per Biscossi sulla prima paratona, la rivediamo di Pietrangelo e poi sulla prosecuzione dell'azione la palla recuperata da Isgro e il palo colpito ancora da Biscossi. Qui fallo e cartellino giallo. Fallo subito da Sacon, ammonito Marceligno. Un ammonito dunque per parte. Marceligno e Sacon. Rivediamo. Battuta di Botosso e Marceligno in ritardo, stende Sacon. Corretto il cartellino giallo. Di Guida. Botosso, controllo e conclusione. Gran destro del prodotto del vivaio della Fenice Venezia Mestre. Calcio d'angolo. E time out chiamato da Silvio Roccia a 2 minuti e 10 secondi dalla fine del primo tempo.
Si riparte. Un calcio d'angolo affidato a Di Guida. Doppio incrocio. Palla fuori, deviazione, Botosso, chiuso all'ultimo da Isgro, poi Tres esagera, rischia, Del Gaudio, palla persa, Isgro, 3 contro 1, Marcelinho, traversa, secondo legno consecutivo dell'Olympus. Abbiamo detto che in ripartenza è veramente impressionante l'Olympus. È stata per tutta la stagione. E ha creato un'altra chance. La traversa colpita da Marcelinho poco dopo il palo preso da Biscossi. Sta legittimando gol del vantaggio l'Olympus. Probabilmente per quanto sta producendo ora in fase offensiva meriterebbe anche il raddoppio. Biscossi in mezzo alle linee, Tres, Marcelinho, Isgro isolato in fascia, la sua zona preferita, punta di guida, lo lascia sul posto, esterno dentro, secondo palo, Biscossi, incredibile, ha parato credo Pietrangelo, occasionissima ancora per l'Olympus Roma. Rivediamo, molto bella la giocata di Isgro e Pietrangelo decisivo, il suo tocco mette fuori casa anche Marcelinho. Angolo, Isgro, Marcelinho doppio scambio forte in mezzo, si salva la Kame che prova a ripartire con l'esterno, il pallone per Botosso che calcia, buona conclusione ancora di Botosso, l'ha toccata Ducci, calcio d'angolo. Kame comunque è viva nonostante il momento di massima difficoltà in questo finale di primo tempo, partita ancora molto in equilibrio. Punteggio e vede Olympus avanti solo di 1-0. Sutton, Del Gaudio, fuori. Lancio di Ducci, è partito Marcelinho di testa, è fuori porta Pietrangelo. Ma Marcelinho non trova lo specchio della porta. Botosso. Sutton, ultimi 50 secondi di primo tempo. Sacon, verticale, fallo di Tres su Botosso. È il quinto dell'Olympus. Ora dovrà stare attenta negli ultimi 40 secondi a non commetterne un altro, perché manderebbe al tiro libero la Kame. Sacon, Sutton, calcia forte, Ducci non rischia la presa, rimessa Kame. Pallone alzato, Botosso in drop, pallone che si alza troppo. Tres, lancio, Biscossi, prova l'aggancio, impossibile, palla che termina fuori. Sutton, 20 secondi, ultimo attacco probabilmente per la Kame. Sutton passa sul blocco, finta contro finta, Botosso, Giappa, fuori, c'è stata deviazione, calcio d'angolo Kame. Sutton dal corner, intercetto di Biscossi, ultimi 10 secondi, ultimo attacco per l'Olympus, finta di Biscossi, fallo di Giappa, calcio di punizione per l'Olympus che ha 4 secondi all'intervallo. Conquista un calcio di punizione, è un'ultima occasione per andare a segnare. Qui rivediamo il contatto Giappa-Biscossi.
Ultimi 4 secondi. Pietrangelo piazza Giapa e Botosso in barriera. Marceligno con Tres, Isgro e Biscossi su 2 pali. L'incorsone di Marceligno. Parte lui. Diretto in porta, Pietrangelo. Poi Giapa la porta via. E finisce qui il primo tempo 1-0 in favore dell'Olympus Roma. Grazie al gol realizzato al minuto 11 da Marceligno. Bel primo tempo, divertente, aperto. Fatto più l'Olympus sicuramente, che ha avuto più chance colpendo anche 2 legni, uno con Biscossi e uno con Marceligno a rapida sequenza. All'intervallo però una rete di vantaggio per la squadra di Daniele Dortu. Ci sentiamo fra qualche minuto con l'inizio della ripresa fra poco.
istante comincerà il secondo tempo di Olympus Roma Kame Treviso. Si riparte dal 1-0 maturato al termine della prima frazione di gioco in favore dei padroni di casa, grazie al gol segnato dal minuto 11 da Marceligno. Olympus che riparte con Ducci, Frepali, Gabriel, Tres, Fortino e Marceligno. Dall'altra parte del campo la Kame con Pietrangelo, Sacon, Sutton, Turk e Giapa Vieira. Fortino, verticale subito da Gabriel, pallone sull'esterno della rete. Pietrangelo, Sutton, Turk, Giapa, Sacon, Turk, Sacon in bucata cercando Giapa, ha capito tutto Gabriel, e poi appoggia dietro da Tres, ancora Gabriel, frenata, mezza linea, Marceligno, Fortino, Gabriel, buona uscita dalla pressione dell'Olympus, Gabriel va a calciare in porta, tocca Pietrangelo, calcio d'angolo. Bella giocata di Gabriel Rinaldin Bondaruk, ex Mantova, fra le altre. La toccata Pietrangelo, il corner va Tres. Fuori da Fortino che calcia in maniera sporca. Tres si accontenta della rimessa. Secondo palo, cercando Fortino, intercetto di Sutton. Tres, Marceligno, Tres prova a calciare, corner. Gabriel, fortissimo. Palla fuori di poco. Pietrangelo. Turk di prima in avanti, Giapa. Aggancio. Punta alla porta. Riesce da Sutton. Passa con la crocchetta su Fortino. Giapa dietro. Sacon. Piazzato. Calcio d'angolo. Giapa, bella giocata, e poi il tap-in di Matteo Sacon, gol dell'ex, 1 minuto e mezzo sul cronometro della ripresa, 1-1 il parziale. Rivediamo la respinta di Ducci, però la lascia proprio lì e Sacon è ben appostato nel cuore dell'area di rigore e trova il gol del 1-1. Tutto parità dunque, gol importante per la Kame, un gol da speranza. Qui Giapa perde il contatto col pallone, perde l'equilibrio. Era stato pescato in area di rigore dall'anticipo di testa di Sacon. Bello 1-2, Gabriel, Tres. Tres in porta. Poteva andare sul secondo palo da Marceligno, è stato egoista qui. Sacon. Sutton, Del Gaudio, Sacon, Sutton, lo inchioda Fortino. Diciamo gol importante per la Kame, per dare la speranza verso un obiettivo che è quello di vincere, per alimentare le residue speranze di playoff che ha la squadra di Silvio Rocha. Qui Sutton in mezzo al campo, Del Gaudio di prima, Sacon, controllo e conclusione, scivolata, chiude Gabriel.
Sutton non può ritoccarla perché la rimessa era stata la sua. Infatti punizione in diretta conquistata dall'Olympus. Gabriel, Marcelinho, verticale, Fortino, Tres, parte lui, ancora da Fortino, grande giocata, para Pietrangelo, Gabriel, e l'Olympus è di nuovo avanti. Ha segnato Gabriel Rinaldin Bondaruk, 2-1. Rivediamo Tres in fascia da Fortino che spezza il raddoppio, para Pietrangelo e poi tap-in vincente di Gabriel e l'Olympus è di nuovo davanti. Azzoni, Turk, Del Gaudio, buono l'aggancio, la difende, riappoggia Azzoni, Turk, ruba palla Gabriel, Tres, fallo di Turk, sgambetta Gabriel dopo che il 6 aveva scaricato il pallone, punizione. Marcelinho, Gabriel, la veloce in avanti, Fortino, arriva Marcelinho, frenata, sinistro, Pietrangelo, ben piazzato. Azzoni, buono lo stop, la difende, la recupera però l'Olympus, Fortino, Pietrangelo in corner. Tres, Fortino, schema, Ceccarelli, Murato. Azzoni. Parziali dagli altri campi, Mantova avanti 4-2 sul Pesaro. 0-0 invece è appena cominciato ovviamente. Verona-Catania. Programma alle 18 Cosenza Pomezia e alle 20:30 Genzano Sandrabate a chiudere questa 27esima giornata di campionato. Isgro, Fortino, Fortino di prima, Marcelinho non è uscita, Marcelo, bello il taglio di Ceccarelli che incrocia il pallone, termina fuori di poco. Pietrangelo, Giappa, fallo di Fortino, calcio di punizione. Isgro, frenata e appoggio, Fortino di prima, Marcelinho. Fortino, Marcelinho, Fortino perde palla, Sacon, Ducci con la mano bassa, bella parata. Poi Isgro rischia, ma trova bene Fortino che spinge in fascia da Marcelinho, doppio passo, va via sul destro, prova a mettere dentro e Ceccarelli sotto porta. Non trova la deviazione, già dall'altra parte, Giappa Vieira, arriva di guida, Giappa va da solo. Pallone che termina in calcio d'angolo.
Di Guida. Anticipo di Isgro, ancora rimessa. Dietro direttamente dove c'è Pietrangelo. Lancio lungo, facile per Ducci. Isgro. Mezza le linee, grande 1-2 con Marceligno, in uscita dalla pressione. Si accentra Isgro. Frenata. E isolamento. Gira da Ceccarelli. Passa ancora Isgro, doppio dribbling. Isgro! Pietrangelo a dire di nuovo un grande gol. Calcia forte Ceccarelli, non trova la porta. Grande aggancio di Botosso. Attento Ducci, può spingere Isgro. Appoggio su Marceligno. Kudrupi. Ceccarelli. In avanti Sacon, Botosso, Ceccarelli. Ducci. Isgro si gira in fascia, ancora Isgro va via, fallo di Botosso, calcio di punizione. Rivediamo l'aggancio di Botosso a Isgro e calcio di punizione. Ducci. Isgro per la corsa di Marceligno che la tiene giù col petto, poi chiude Sacon, arriva Kudrupi, la lascia ancora lì, alla fine chiude Di Guida e Sacon alleggerisce la pressione. Botosso. Giappa. Di Guida. Sacon, Botosso. Giappa, trovato al gomito, sovrappone Sacon, palla girata bene sul lato debole da Di Guida e cambia di lato ancora per Botosso che però sbaglia il controllo. Era Ceccarelli, cerca ma non trova Marceligno, palla recuperata dalla Camera. Di Guida. Botosso. Sacon. Buona la giocata, fallo di Kudrupi. Abbiamo rivisto. Esce Marceligno, rientra Borolo. Di Guida. Sacon si gira. Poteva esserci fallo qui effettivamente di Borolo. Tutto regolare per gli arbitri. Spinge centralmente Ceccarelli e vuole andare da Borolo dentro. Anticipo di Botosso, rimessa Olympus. Kudrupi. Isgro. Kudrupi. Bella giocata in fascia su Giappa che però poi riprende la posizione. Rimessa dal fondo. Pietrangelo. Borolo di testa. Ultimo tocco di Botosso. Rimessa Olympus Roma. 11,5 alla fine. Kudrupi. Ceccarelli. Isgro. Cecca. Kudrupi. Borolo si gira, attende l'arrivo di Kudrupi, poi probabilmente sceglie il lato sbagliato. Kudrupi se la va a riprendere. Kudrupi giù in area di rigore. Non c'è fallo. Ripartenza Kame. Botosso sprega tutto, colpendo Sutton. Ducci rilancia. Kudrupi, stop di petto. Chiude Giappa.
Rivediamo qui il contatto con Kudrupi che anticipa Sutton, effettivamente un po' la maglia trattenuta, la maglia allungata c'è. Biscossi in faccia a Turk, Di Guida, la parata di Ducci, Biscossi spinge, accelera con l'esterno da Kudrupi, Di Guida, Tres da lontano sul fondo. Bella partita, divertente. Di Guida, break di Tres, fallo di Guida, inevitabile anche il giallo per Loris Di Guida, secondo ammonito della Kame dopo Sacon. Rivediamo, fallo intenzionale senza possibilità di prendere il pallone, il calcio di punizione con conseguente cartellino giallo per il numero 14. Tres al punto di battuta, Biscossi sul primo palo, palla dentro, Biscossi, Pietrangelo non riesce a allontanarla, poi Giapa, la rimessa per l'Olympus. Di Guida, Giapa, Di Guida sull'esterno della rete. C'è stato tocco, calcio d'angolo. Angolo di Sutton, Giapa al volo. Ducci senza grossi affanni. Poi lancio lungo, Borolo, l'aggancio, non riesce a tenerla però in campo. Di Guida, Giapa prende posizione, arriva Turk, servito, secondo palo, troppo arretrata la palla per Di Guida e Olympus che la recupera quando abbiamo superato da 4 secondi la metà della ripresa. Borolo prova subito col controllo orientato a saltare Giapa, rimessa Kame, Turk, Sutton contro Kudrupi, classica finta del croato che incrocia col sinistra senza trovare la porta, poi si arrabbia con i suoi compagni di squadra perché nessuno è andato ad attaccare il secondo palo. Biscossi, buona l'idea, meno la realizzazione del pallone per Kudrupi. Turk, buon anticipo di Biscossi che prova a partire su Turk, Biscossi e Turk si allacciano. Rivediamo, fallo di Turk, palla sbracciata vicendevole fra Turk e Biscossi. Gabriel Biscossi, quarto fallo della Kame, adesso deve stare attenta, un altro finirebbe in bonus. Fortino, Ducci, Tres, conduzione di palla, rischia di perderla, Giapa la tiene in campo, poi calcia, la palla trova Ducci e fa correre subito Biscossi con l'esterno da Gabriel, giù, fallo di Giapa, il cartellino giallo per Giapaviera, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore
e quinto fallo per la Camera. Rivediamo l'esterno di Biscossi e Gabriel in maniera, diciamo, furba, appena sente il contatto si lascia andare. Terzo ammonito della Came. Dopo Di Guida e Sacon, anche Giapa Vieira. Seguiamo questo interessante calcio di punizione per l'Olympus. Sempre Marceligno sul punto di battuta. Sul palo c'è Biscossi, larghi Tres e Fortino. Potrebbe andare anche direttamente in porta, da lì Marceligno. Invece parte Tres che prova addirittura lo scavino. Complicata esecuzione di Tres, che poi sul tapin trova un'altra deviazione e il calcio d'angolo. Biscossi. Fortino, doppio scambio, Biscossi prova a farla riuscire, la prende Del Gaudio, non passa, ancora Biscossi. Tres, Marceligno, Rudine Tres. Facile la presa di Pietrangelo sul mancino di Tres, poi va a lungo per Sacon. Possibile da canciare questo pallone per il numero 89. Marceligno, Tres, Fortino. Era partito Marceligno, non c'era l'appoggio. 8 minuti alla fine. Sacon. Conclusione addosso a Marceligno. Era sulla direzione del tiro. Olympus avanti 2-1. Punteggio ancora molto equilibrato. Sacon. Imbucata, attacco di Azzoni. Due volte Azzoni, due volte Ducci. Poi rischia Biscossi. Sutton per Del Gaudio. Sta rischiando l'Olympus. Forcing della Camera. Rivediamo. Attacco di Azzoni e due volte. Fantastico Ducci. Giappa appena rientrato. Tres corner. Si resta lì. Sutton. Giappa aggancia. Josip Sutton. Finta, prova a allargarsi, mancino, extra pass, Sacon, calcia malissimo. Biscossi, liberato bene in fascia, punta dritto alla porta, esterno, Gabriel, angolo, Marceligno. Pietrangelo attento sul primo palo. Angolo affidato a Marceligno. Palla fuori per Fortino, fortissimo, ma largo. Pietrangelo, lungo, Fortino di testa, Gabriel, Marceligno. In qualche modo riesce a chiudere la Camera. Sacon per Sutton. Col piedone Ducci, non è finita. Azzoni al limite, calcia addosso a Biscossi. La fa riuscire Sacon. Largo. C'è deviazione, calcio d'angolo. Sta provando la Camera in questa fase, anche se spesso scopre il fianco alle ripartenze letali dell'Olympus. 7 minuti alla fine. Silvio Rocia chiama time out. In panchina c'è già Turk pronto con la maglia del portiere di movimento.
Eccolo il portiere in movimento della Kame. Tutto sommato stava spingendo abbastanza anche col 4 contro 4 in movimento. Ma probabilmente 5 falli accumulati dalla squadra di Rocia hanno indotto il tecnico della Kame a giocarsi la carta del power play. Qui la gioca subito male però la Kame, allora Pietrangelo è costretto subito a rientrare fra i pali. Fortino, Biscossi, l'esterno, troppo morbido, Sutton, centralmente, esterno, Giappa, Ducci, para anche questa. Eccolo nuovamente il 5 contro 4, 6:40 alla fine. Chiaramente mettendo il portiere riduce possibilità di commettere fallo la Kame, anche questo, oltre ovviamente a dover riprendere il gol di svantaggio. Sakon, Sutton, Turk, Giappa, angolo del Gaudio, Ducci, la porta è vuota, calcia Ducci, 3-1 Olympus Roma, ha segnato il portiere, ha segnato Daniele Ducci a 6 dalla fine. Ottimo il drop di Daniele Ducci, subito punito il portiere in movimento di Rocia. Insiste ovviamente ora ancora di più col 5 contro 4. Sutton, Turk, Sakon, Giappa, angolo, Sutton fuori, Giappa dentro il pallone, la porta è vuota, Ducci per la doppietta personale, pallone largo. Pietrangelo, profondo, Gabriel di testa, Fortino l'accomoda, prova a farla riuscire, rischia, Giappa in area di rigore, cerca un appoggio, lo trova, in di guida, c'è stata però una deviazione rimessa per la Kame che rimette il portiere cambiando, non più Turk con la maglia di portiere in movimento ma del Gaudio. Sakon, 5 alla fine, Sutton, Sakon, Giappa buca al controllo, Ducci senza fretta, Gabriel lungo addosso a Tres, la rimessa è per la Kame. Del Gaudio, Sakon, calcia Sakon addosso a Tres, parata di Marceligno in panchina. Sakon, Del Gaudio, rotazione, Giappa, angolo, Sutton dentro, porta vuota, Fortino, deviazione decisiva di Sakon, calcio d'angolo per l'Olympus. Pietrangelo per Giappa in avanti, anticipo di Gabriel, Isgro in fascia, punta Sakon, doppio passo, spezza il raddoppio, Isgro, ancora lui, palla incollata, Tres in mezzo a due, anche Tres serpeggia fino in fondo, se la trascina fuori.
Sutton, stop di petto, calcia, Isgro riesce ad allontanare, poi Tress ancora da Isgro che prova a partire la sua solita giocata in fascia, ma se la trascina, larga, 4 alla fine. Fuori Fortino, dentro Cutrupi per difendere il portiere in movimento. Sutton. Giappa. Turk. Turk. Sutton. Giappa. Rotazione della Kame. Sakon. Giappa. Secondo palo. Ben piazzato sulla diagonale Gabriel. Sakon. 3,5. Giappa. Del Gaudio, pallone gli si alza sul rimbalzo, calcia malissimo, e allora Ducci, lungo da Cutrupi, Sutton di testa, Giappa in mezzo al campo, rimessa Kame, Sakon, Giappa, arriva Turk, servito col contagiri, ma calcia malissimo anche Turk, fondo. Ducci. Lancia per la corsa di Biscossi, grande aggancio, già per rimessa laterale. Applausi di Dorto nei confronti di Ducci. Tress. Cutrupi sbaglia l'aggancio, Ducci. Biscossi. Tress di prima, in avanti, cercando Cutrupi. C'è Giappa che trova di guida. Fa riuscire Sutton. Del Gaudio si è tolto anche la maglia del portiere in movimento. Incredibile quello che è successo sulla panchina della Kame. E non è riuscito a rimettere il portiere. Si è arrabbiato tantissimo Silvio Rocha. La maglia adesso se la mette Turk, ma il pallone ce l'ha l'Olympus. Isgro. Numero di Isgro su Sutton. Ancora Isgro che rischia. Stavolta forzando. Poi regge l'urto dello spalla a spalla con Sutton. E ricaccia via il pallone direttamente lontano nella zona di Pietrangelo, che va col piattone andando ancora da Sutton. Ottima partita di Isgro davvero oggi. Ducci. Cutrupi, Biscossi, Tress a liberare in fascia Isgro che punta Sakon. Secondo palo, Biscossi, Cutrupi, altra traversa dell'Olympus, il terzo legno della partita. Poi Biscossi calcia, non trova la porta, si dispera, mani nei capelli per Christopher Cutrupi. Questa traversa lascia ancora un lumicino di speranza alla Kame. 2 gol da recuperare a 2 minuti dalla fine. Difficile ma non impossibile. Avesse segnato il 4-1 chiaramente Cutrupi avrebbe fatto scorrere i titoli di coda sulla partita. Sutton. Dentro da Del Gaudio, Giappa. Occasionissima non sfruttata dalla Kame, troppo aperta la diagonale dell'Olympus. Del Gaudio non è riuscito a indirizzare verso la porta. Ancora Isgro, va via, mamma mia che ha fatto Isgro. Ancora Isgro, stavolta esagera. E allora Sutton, esterno, Giappa, frenata, vuole ragionarci e va da Sakon, rientra Turk. Primo passo imprendibile oggi Isgro, imprendibile. Sakon. Forzata di Sutton, palla che non passa, 1 minuto alla fine. Sakon, Turk, Sakon. Sutton, Giappa, Ducci. Porta che vuota, Ducci ancora, calcia per i pali. Non trova lo specchio. 1 minuto alla fine. Sutton. Sakon. Dentro, Ducci para. Ancora Ducci nuovamente per la doppietta. Stavolta ci va più vicino, ma non trova la porta.
Sutton. Giapa, 40 secondi. Giapa trova Turk. Ancora Giapa. Turk. Mezzo minuto alla fine. Intercetto, ottimo. Di Kutropi. Dentro Marcelo. E anche Gabriel, esordio nella partita. Per il ragazzino. Maglia numero 31. Di guida. Del Gaudio, 20 secondi. Turk calcia e Ducci in calcio d'angolo. Ultimo attacco per la Kame. Vanno per scorrere i titoli di coda sulla partita. Giapa dentro Del Gaudio. Marcelo chiude. Kutropi con la palla. Passa anche Kutropi. E su questa azione convulsa sull'intercetto ennesimo di Kutropi arriva il triplice fischio. Suona la sirena. L'Olympus batte 3-1 la Kame Treviso e sale a 68 punti in classifica, confermando che qui in regular season e in campionato la Serie A ha un solo padrone ed è la squadra capitolina. La Kame con questa sconfitta di fatto dice addio alle speranze di qualificazione ai playoff, rimanendo ferma a 36 punti. 3 giornate alla fine, molto complicato, se non impossibile adesso per la Kame. Saluto finale, ci sentiamo fra qualche minuto, qualche istante, con le interviste post partita. Questa 27esima giornata di campionato nel ricordo di Vincenzo Davino, scomparso prematuramente quest'oggi. A lui e alla sua famiglia va il nostro enorme, gigante abbraccio per una persona che ha significato tanto per tanti di noi, per il nostro amato mondo del calcio a 5. Gol, tutto. Alla fine. Attendiamo il cenno, ok dai capi.
soltanto quello. Eccoci qui nella partita insieme a Daniele Ducci. Il campionato, diciamo, ormai è fatta, nel senso che avete vinto la regular season, però queste partite vi avvicinano alla parte di stagione importante come playoff. Però non era facile riapprocciare al campionato dopo la Coppa Italia. Sì, sicuramente era importante oggi mandare un segnale, soprattutto per noi stessi. Sì, ma la sconfitta di Napoli un po' ci ha segnato più per una questione morale, perché eravamo andati lì con grandi aspettative e perdere in quel modo ci ha distrutto veramente dopo la partita. Quindi era importante oggi tornare in casa, preparare al meglio questa partita per avvicinarci ai playoff nel migliore dei modi e soprattutto vincere per tornare a vincere, ripetere le abitudini. Fascia di capitano, gol, non tanto i gol, hai provato la doppietta oggi addirittura. No, è una grande, più che soddisfazione, è un grande onore indossare la fascia di capitano della squadra che mi ha cresciuto, della squadra con cui ho passato tanto tempo. Sono 10 anni che sto qua, quindi è un grande onore. E la prestazione poi è stata anche ottima, sia tra i pali, ho fatto gol e quindi questo aggiunge ancora un po' di magia alla giornata. Grazie Daniele. Grazie a voi, ciao. Buona serata. Aspettiamo il mister dell'Olympus, scusate, della Came Treviso, Silvio Rocia. Lo chiamiamo a gesti, eccolo qua. Ciao mister. Parliamo della partita. Avete giocato come tante volte in stagione una buona partita, però poi alla fine manca sempre qualcosina. Certo, guarda, abbiamo fatto un primo tempo secondo me dove non si è visto quella differenza che si vede in classifica, in tante situazioni di numerica, gol fatti, gol subiti, vittorie, tutti loro sono molto superiori, no? Si dimostra in un anno che loro sono molto superiori non solamente a noi, però a tante squadre, quindi però penso che il primo tempo questa differenza di classifica non si è visto in campo, no? È stata una partita molto più equilibrata, una partita dove siamo riusciti a minimizzare lo che è la forza di loro, no? Che conosciamo tutti. Per il secondo tempo, una volta che rompe la partita, che loro fanno il secondo gol, là dobbiamo rischiare un po' di più, dobbiamo aprire un po' le linee e lì è dove loro non perdonano. No? Loro lì sono bravi perché hanno quella, con un campo per giocare, loro hanno quella caratteristica di giocatori che fanno danno sempre. Entra dentro dello normale una sconfitta in un campo come questo, come ha avuto tante squadre che hanno passato di qua. Rimango con la prestazione, però per noi oggi la prestazione conta poco perché mancano poche partite. Noi Adesso per i playoff è molto complicata. È molto complicato, non è definitivo, non è matematico, però diventa molto complicata. No? Mi dispiace solo per il discorso numerico che per il discorso prestazione. Grazie mister Silvio Rocia. Niente, a voi. Allora è davvero tutto, grazie, un saluto e un abbraccio a Vincenzo. Ciao. Grazie Matteo, come sempre, complimenti.